Sì, credo che l'euforia sia giustificata perché era una sentenza molto attesa per cui in tanti hanno lavorato, in primis sicuramente la provincia di Vicenza con l'individuazione dei colpevoli e con un grande lavoro personale dell'avvocatura della provincia che ringrazio, ma anche di tante associazioni, tante realtà territoriali, in particolare un ringraziamento va alle mamme No Fas che tanto si sono spese per la sentenza di oggi, quindi una sentenza giusta che riconosce dei colpevoli e sulla quale ci possiamo ora appoggiare per tutti quelli che sono i passi successivi. Direi che siamo soddisfatti, direi quasi oltre misura, nel senso che è una sentenza coraggiosa che finalmente mette un punto fisso: chi inquina deve pagare penalmente e anche civilmente. Tra i primi titoli del giornale spicca maxi risarcimento al Ministero dell'Ambiente per 58 milioni di euro. Io vorrei dire che sono molto pochi, secondo me, rispetto al grande danno ambientale che è stato fatto. Basta pensare che solo Acque del Chiampo ha speso e sta spendendo fino al 2029 37 milioni di euro per tentare di tamponare. È stato un segnale fortissimo. Vedere la vittoria in questo primo grado di giudizio significa che tutto quello in cui abbiamo creduto e che soprattutto le mamme No Fas e le associazioni si sono battute dall'inizio per portare avanti questa causa ha avuto un risultato enorme e molto soddisfacente.